Un anno fa veniva eletto all'Eliseo Emmanuel Macron, il più giovane presidente della storia di Francia, vuole rimettere in marcia il paese a suon di riforme e per farlo è pronto ad affrontare critiche e calo di popolarità. Il corrispondente Alessandro Cassieri. Un anno fa il suo approdo al vertice del potere ha suscitato l'ammirazione di mezzo mondo, con i simboli combinati della grandeur francese e di un'Europa da rifondare. Quella sera Emmanuel Macron sembrava il presidente di tutti, anche se a votarlo al primo turno era stato soltanto un elettore su 4, diventati 2 su 3 al ballottaggio, contro la leader della destra Marine Le Pen. Un anno dopo, presidente e paese fanno i conti con la realtà. Passi avanti ma non abbastanza, aumento dell'occupazione ma non del potere d'acquisto. Le riforme avviate sono tante e non poche quelle approvate, un attivismo che non piace ai suoi critici ma che Macron spiega con le promesse su cui è stato votato, dal mercato del lavoro alla scuola, dalla sanità al diritto d'asilo, dall'università al controllo dei clandestini, dall'imposta sulla ricchezza alla lotta al terrorismo. Superato un autunno che avrebbe dovuto essere caldo e che non lo è stato, è con la primavera che le manifestazioni di protesta si moltiplicano, anche se il numero dei partecipanti resta ridotto. Sfilano studenti e funzionari pubblici, infermieri e soprattutto ferrovieri e personale dell'Air France, categorie in sciopero reiterato e che, nel caso dei ferrovieri, hanno acceso oggi qualche scaramuccia con la polizia in 3 stazioni di Parigi, ma il consenso scende intorno alle ragioni di queste categorie ritenute privilegiate, mentre i sondaggi dicono che il gradimento di Macron, tra alti e bassi, non supera il 50%, come Hollande e Sarkozy dopo un anno all'Eliseo, che non vennero poi rieletti, ma che non avevano cominciato a cambiare la Francia.